Qui gli avversari sembrano essere tutti uguali per questa squadra che viaggia a 3-3 con il trionfo sempre in testa. Occhio però all'esperienza, all'attaccamento alla maglia. Amici di Sportisili, ciao da Salvo Geraci, benvenuti al Santissima Trinità e Geraci Sant'Angiolese, 12ª giornata del girone B di promozione siciliana. La conquista del pallone da parte di Pecoraro, la fa viaggiare, la prende però Fantino, l'appoggia a buon tempo, rischio serio e lì leva via tutto Sacca, in rimessa laterale. Una partita sbloccata sul rigore, poi il pareggio dalla squadra avversaria nella ripresa, colpo di testa di Sera, la risposta di Bontempo e poi Velardi oltre la traversa. Approfitta del disimpegno di Francesco Pintao, di Marrone di nuovo da Velardi, limite, entra in area, Velardi giù, calcio di rigore per il Geraci, fallo di Francesco Pintao che viene ammonito. Velardi segna sempre lui, Claudio Velardi, 1-0 per il Geraci. Il tiro di Spinella, De Miere respinge, c'è il tentativo anche da parte di Todaro, scivola però. Serio vede il movimento di Coco sulla fascia, potrebbe crossare, il cross riesce basso ancora Coco, stavolta la mette in alto Velardi, morbido di testa. C'è la battuta di Spinella, pallone in mezzo, De Miere si butta, Marrone schiaccia con criterio, Velardi verso Serio, inganna Fantino, spazio 2 contro 2, Serio verso la fascia di sinistra, mette in mezzo, scivolata, Francesco Pintaudi in caduta, Gioacchino Serio recupera Gonzales e calcia da fuori. Avanza Spinella, pallone profondo per Oddo, a tu per tu con De Miere, calcia Oddo! Esce di pochissimo, chance grossissima. Marrone si propone il Geraci, sterzata sul sinistro, mette dentro Gonzales, il tiro, il palo di Gonzales. Serio basso, buon tempo, poi il tiro alto da parte di Valor. Spinella, passaggio dietro per Cicero, mezzo al campo, Tuccio calcia, poi da fuori Tuccio, De Miere, pallone per Coco, se la mette sul sinistro, riesce a calciare Coco, il 2-0 del Geraci con Bartolo Coco, classe 2006. Va Serio oltre la traversa, parte Serio, centrale per Bontempo e da solo Velardi si accentra, potrebbe calciare, sinistro Bontempo, c'è Pecoraro che non sbaglia davanti la porta ed esulta alla CR7, 3-0 Geraci. Todaro, cross in mezzo, libera l'area il Geraci, poi il tiro di Spinella, la risposta di De Miere. Tanto Velardi si inserisce in mezzo assieme a Konate, pallone per lui, Velardi! Sbaglia davanti la porta, sfiora il palo. Gonzales ne approfitta, poi passa Serio! Nonostante il tocco di Bontempo, il gol di Gioacchino Serio, 4-0 per il Geraci. Eccolo qui, puntuale, il triplice fischio, il Geraci batte la Sant'Angiolese 4-0.